Allora, no, restiamo qui, forse è meglio. Perfetto. Che caldo! Oggi è 21 luglio 2021. Siamo a Quartucciu. Non ci posso credere. Siamo in questo posto che sicuramente ci sarà pieno di zecche, tutto secco, pronto per incendiare. Una vegetazione un po' strana, lì c'è un canale che si sta prosciugando, lì c'è un po' di verde in mezzo alle canne e quindi c'è qualcosa che mi turba là dentro. Ma siccome Andrew Pepper ci vuole bucarci lo stesso e voglio scoprire che cosa si trova, voglio vedere che cosa è cambiato e quindi vai all'intro, vai Charlie, facciamo vedere questa avventura e quindi andiamo, vai, andiamo subito, let's go! Oh, paparapà, paparam. Attenzione. Charlie, perché ti sei abbassato? Charlie. Oh, filma in su, lo so che hai paura del coso. Ah, ti sei staccato, perfetto. Allora, stai già andando male, eh? Ricordati, siamo arrivati in un posto nuovo e quindi ti devi arrangiare come si dicono, come dicono i soldati, ti devi arrangiare, ok? Quindi non rompere le balle e si va in scena, vai, pieno di sporcizia. Porca possiamo da qui. Che cacchio! Ma qui c'è una specie di pozzo. Fermiamoci, Charlie, fermiamoci qua, ok. Ma che figata! Ma questo è un pozzo! Il pozzo dei desideri! No, è il pozzo di Samara questo, che l'hanno tappata. Ehi! Samara! Mi senti? Sono Andrew Pepper, che ti hanno rinchiuso qui dentro?
Rispondi! Tranquilla! Io non sono il tipo che ti libera, perché se ti hanno rinchiuso qui dentro vuol dire che ha un significato, che hai fatto qualcosa che non devi fare e quindi l'hai fatto. Hai scoprendi? Sicuramente l'hanno tappato perché i ragazzini ci facevano cazzate là dentro. Ho già scoprendi. Tranquilla, che non è colpa tua. Comunque, Samara, tu resta là dentro che non disturbi, va bene? Mi raccomando, se vuoi farmi un segnale, batti un colpo o quello che è, ok? Batti un colpo, ci sei? No, non si sente. Che cosa c'è qua dentro? Charlie, vai controlla. Che cosa vedi? Beh, non si capisce neanche che cosa si tratta questa cosa. C'è un cesso dentro. Non si capisce nulla. Allora, il canale si trova lì. Non il canale YouTube. Il canale che attraversa tutto Quartuccio e Quartu. Per se è prosciugato. E quindi nel frattempo voi iscrivetevi nel mio canale, non il canale dell'acqua, e poi andiamo in Sardegna, mettete bellissimi like se questo video vi piacerà e andiamo avanti, vai, andiamo, let's go. E qui un po' a poco perché è suonato? Io non ce ne sono. Non ho fatto mai passare qui, ragazzi, dovete seguire. Tutto prosciugato, ragazzi. Questo è il primo canale prosciugato. E lì c'è anche un'entrata, c'è un pozzo. Voglio subito andare a vedere, però qui appena inizieranno le alluvioni, le piogge, lì butterà l'acqua, non si possa credere. Guardate, una condotta, vedete l'hanno tappata la condotta, però sì, io sinceramente qui sotto non potrei entrare, perché ci sono le fogne qui, le fogne, solamente ci vuole una tuta, quello che ho a casa, quello che mi sono comprato, che l'ho utilizzato per andare al mio rifugio segreto. Lì c'è un altro canale, terreno, questo è cemento armato. Vediamo poco a poco cosa potremmo trovare lì. Possiamo scendere con la bici, ma il problema è che se scendo con la bici, come faccio poi a farla risalire? La bici pesa un sacco di chili. Proviamo, dai. Questa conta è micidiale! È micidiale, ragazzi! Wow! Guardate! Che condotta! Che coda, che buia! Che buia, guardate! No, ma che micidiale di condotta è questa? No! Ma stai scherzando? No, ma stai scherzando? Però lì, caspita, lì non si può proseguire. Proseguire! Non si può proseguire, non si può che... No, devo subito entrarci. Oh, che puzza che c'è!
che pusha! E questo è tubo, questa condotta antitopi. Non ci posso credere, ma che siamo sotto la strada di Quartuccio. Non ci posso che non se ne qui sotto immediatamente. Che c'è? Che c'è Satana? Satana dei topi? Vero? Ragazzi, non dovuto scendere perché guardate, si può entrare anche da qui, si scende da qui, sperando di non... ok, sì, c'è una specie di gradino, c'è una stradina, un marciapiede e possiamo scendere lì. Ragazzi, siamo pronti e fatta. Ho scoperto un'altra condotta a Quartuccio. Allora, quante condotte ci sono? C'è quello in via Venezia, quello di Salargius, quello di Quartu, adesso c'è quello di Quartuccio, eccolo qua. Questo è micidiale, buia, che acqua pudescia. Ragazzi, aspetta, tiriamoci un coso. Abbiamo tutto l'attrezzatura. Ragazzi, allora c'è una cosa molto importante: non fate quello che faccio io, per piacere. Non fate quello che faccio io, è una follia quello che faccio, è da pazzi furiosi. Quindi non imitatemi, non chiedetemi che volete venire insieme con me, perché non si fa, ragazzi, non si fa. Io lo posso fare perché sono attrezzato di scarponi, di stivaloni, eccetera, caschetti, perché il mio obiettivo, perché voglio anche mettere alla prova, se per caso, se dovesse succedere qualcosa, tipo se una persona viene bloccata, cade lì, o se no facciamo le corna, se si dovesse crollare il ponte e sono cadute un sacco di persone dentro bloccate, io sarei volontario con la protezione civile di intervenire per salvare una persona imprigionata sottoterra. E quindi non fate quello che faccio io, mi raccomando. Ah, ok, perfetto. Adesso io. Allora, caschetto. Poi quello di Diana Jones non mi serve. Mi serve allora la torcia di cacchio. C'è la torcia di Giulio. Grazie Giulio, grazie della torcia, è molto utile. Mettiamoci la torcia totale. La mascherina è la cosa più importante di tutte, perché sotto c'è una puzza che non immaginate. Mi raccomando ragazzi, non fate quello che faccio io, guai voi se lo fate, Nessuno deve fare le cose che faccio io. Solamente io potrei fare una cosa del genere, perché sono abituato, lo faccio, ho visitato un sacco di condotte, ho visitato io. E quindi io devo stare attento, però se volete vedere che cosa c'è lì sotto, allora ci va un pezzo. Accendiamo la torcia, frontale. Vedete, non si può scendere perché qui ci vogliono i stivaloni, ma poi anche questa acqua scivola, non ci può scendere. Guardate quanto è profondo. Sì, in fondo là c'è un'altra uscita, potremmo andare a vedere da lì, potremmo andare a vedere se riusciamo a scoprire. Vedete, tutto cemento armato, pieno di carta igienica, piscio contro piscio,
è peci contro peci, vedete? Continua in fondo là, che lì c'è un'altra luce verde in fondo, e c'è l'uscita della condotta di Quartuccio. Perché io, ragazzi, li porta verso il centro commerciale le vele, e quindi quanti pisci che ci sono, quanti pisci che ci fanno le persone al centro commerciale, e qui scorre tutto il piscio di loro. Quindi, ragazzi, da qui non si può andare, e quindi dovremo andare dall'altra parte dove porta. Ok? Andiamo. Ok, ciao, mi sa che dobbiamo spegnere perché devo salire. A dopo. Ok, siamo riusciti adesso a andare via dalla condotta che siamo entrati. Qui sotto sicuramente ci sarà qualche passaggio, perché l'hanno tappato, infatti vedete c'è un tunnel, anzi un tombino dove filtra sottoterra, sotto la condotta, e l'hanno tappato, messo con questa cosa per far entrare le persone. No, non c'è neanche il caso di entrare qui sotto, ragazzi, perché qui sotto filtra tutta l'acqua che abbiamo visto che stava scorrendo sotto la condotta. Adesso noi parcheggiamo qui. Beh, anche qui scorre la fogna, perché questo è tutto questo punto dove sto camminando, ragazzi, è il canale di Quartuccio, che è stato prosciugato col tempo per quel caldo che ha fatto. Sì, si vede, prosegue, lì c'è il ponte. Potremmo passare dall'altra parte, via, poco a poco si passa dall'altra parte, perché per non fare tutta quella strada possiamo andare con la mia bici, forse è meglio, se no la bici rimarrebbe qui da sola e non va bene. Anche qui dentro si scende, e lì si scende completamente, però lì c'è acqua, molta fogna lì c'è. Allora, via poco a poco, passiamo dall'altra parte, vai. Qui c'è un'altra entrata, qui c'è. Ecco fatto, vedete, perché filtra fino a qua per arrivare fino a questa entrata che porterà dall'altra parte. Lo vedi? Che buio che c'è! Che buio! Mamma mia, che buio che c'è! Posso entrare? Posso? Aspetta che sposto la torcia, che lo vedo una mazza, non vedo. Lì c'è buio, non riesco a capire se è stato franato, se c'è la frana o no. Se vede la luce frontale, per capire se per caso se si può proseguire, perché c'è molto buio, allora sicuramente c'è qualche frana. Impossibile, ragazzi, dentro ci deve essere qualche frana.
invece la metà la devo lavare, ma è normale, sono sceso sotto le fogne, sono sceso. Che pazzo che sono, che pazzo, sono un pazzo io, ma normale, Andrew Peppe è un pazzo, ragazzi. È un ragazzo che vi fa vedere le cose che l'umanità non può scendere. Quindi ragazzi, ringraziatemi, potete mettere i dislike e fatemi continuare quello che sto facendo. Mannaggia. Vieni Charlie, vieni, guarda che bella, che bel tunnel strano, mettiamo quello potente. Cosa vedi, Charlie? Cosa vedi? Ah sì, c'è una frana, però che figata queste mura, come sono fatte, incredibile. L'uomo una volta era super intelligente, se era l'uomo primitivo, perché ha creato tutte queste mura, incredibile. Che storia. Bene, adesso vedere che cosa c'è qui sotto, qui sopra. Ecco qua. Sì, qui c'è il canale dove c'è ancora l'acqua, e qui c'è il ponte dove qui scorre l'acqua tra la confine tra Molentargius e Quartuccio. È fichissimo, è molto fichissimo. Aspetta poco che c'è. Guardate che figata, ma che spettacolo, che spettacolo. Quel gatto come ha attraversato il canale in 2 secondi. Vedete, quest'acqua, ragazzi, è sporca, però non è di fogna, questo è stagno. È lo stagno. Peccato, vorrei proseguire, andare avanti. Però non c'è neanche il caso. Qui c'è un altro passaggio dove c'è il tunnel, le fogne sotto, dove eravamo prima. E vabbè, da qui è tutto, che devo fare? Devo vedere che cosa c'è in fondo là. Sa cosa, ragazzi, si prosegue, c'è un altro ponte, sempre quest'acqua, e porta fino in fondo là dove c'è l'entrata della condotta, diciamo la fogna dove confina qui sottoterra nelle abitazioni di Quartuccio. Ok? Allora io vi saluto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper Indiana Jones Sardegna, e abbiamo visitato il canale di Quartuccio, che invece il canale di Quartuccio è questo qua. Invece dove siamo entrati sono le fogne di Quartuccio. Infatti adesso deciderò come chiamare il titolo. Mannaggia, che mi viene in mente qualcosa. Ci penserò. Quindi ci vediamo alla prossima avventura, ragazzi.